Dai due pullman scendono in 47, per Treviso comincia un'altra ordinaria giornata d'emergenza. In questura i rinforzi arrivati per gestire le pratiche burocratiche permettono che i fotosegnalamenti procedano senza intoppi. Fuori intanto la macchina istituzionale continua con il censimento dei posti liberi e grazie agli abbandoni dei 90 arrivati martedì, buona parte ha già lasciato la provincia, è possibile trovare a tutti un alloggio. Alle scuole Marconi ne saranno ospitati 35, i rimanenti prenderanno la strada di Vittorio Veneto, dove dei 20 ospitati la notte scorsa nessuno si è fermato. Del resto, ha spiegato oggi il capo della polizia Alessandro Pansa, intervenuto a Verona, è in corso la più grave emergenza dal dopoguerra. Noi stiamo gestendo l'emergenza immigrazione più grande che mai il nostro Paese ha avuto. È chiaro che le forze dell'ordine e la Polizia di Stato in primo luogo in questo momento stanno facendo uno sforzo straordinario, al di là probabilmente anche delle loro forze, con tutto l'impegno che ha sempre contraddistinto la Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine. Il capo della polizia è stato impegnato in un vertice nel quale si è inevitabilmente fatto il punto anche sulla scabbia, con 2 poliziotti finiti in profilassi a Padova, come hanno sottolineato i sindacati di polizia. Ma in queste ore si registra anche una durissima presa di posizione della Caritas trevigiana, una sorta di strigliata ai primi cittadini già finiti nel mirino del prefetto. Mi sembra che dal punto di vista istituzionale non ci sia la capacità di avere questa creatività, ma purtroppo non è solo nei confronti dei profughi, è nei confronti anche di tutti gli altri poveri, delle altre situazioni di difficoltà, e questo secondo me è un problema. Da parte delle istituzioni, rileva la Caritas, non c'è stato un ragionamento di lungo periodo. In 6 mesi che si è aperta questa emergenza non ho visto nessuno di queste persone avere il desiderio di convocare un tavolo, di riflettere su una progettualità più ampia. Insomma, in alcuni casi sarebbe venuta meno addirittura la carità cristiana. La realtà è che queste persone sono qui, scappano da dove ci sono delle bombe, hanno delle difficoltà, l'accoglienza non è solo una questione che riguarda una fede, ma è un'accoglienza delle persone. Si può fare, si può vivere in misura anche di avere degli interventi anche a livello politico che siano più significativi.